Vedete come poi le cose tornano. A volte ti dà anche rabbia per ragione e non vedertela riconosciuta quando è necessario che ti venga riconosciuta, perché cosa volete? Non è che dopo 10 anni hai tutti gli epitafi, però aveva ragione la CGIL, ormai lo dobbiamo riconoscere. Bisognava riconoscere questa ragione quando serviva per la nostra gente, ma anche per il Paese. Noi non pensiamo mai solo a noi. In quelle cose che dicevamo sulla crisi, l'occupazione, i contratti, che cosa ci muoveva? Ma una cosa di buonsenso. Quando dicevamo possiamo perdere 1 milione di posti di lavoro, 1 milione, e nessuno più di me che ha avuto gli epiteti più incredibili su questa cosa che aveva detto più volte, può ricordarsi le cose che furono dette al tempo, che mi disse al tempo. Con 1 milione di posti di lavoro ti puoi mettere a discutere il modello contrattuale? O devi pensare a difendere il lavoro? E se hai risorse non conviene metterle tutte sulla difesa dell'occupazione? Di quella dei giovani, di quella dei cinquantenni, di quella di chi perde il lavoro? No, sembrava che il problema non ci fosse, che le cifre erano totalmente esagerate. E così, di mese in mese, di crisi in crisi, se c'è, non c'è, c'è, non c'è, non c'è. Arriviamo a quel 1 milione di posti di lavoro che avevamo predetto. E fa anche altrettanto rabbia. Adesso, siccome ci si accorge che c'è uno straordinario problema di disoccupazione giovanile, che i giovani pagano prima degli altri la crisi, quando noi dicevamo attenzione che la crisi che sta arrivando avrà come primo effetto quello di colpire i giovani precari, perché i primi posti di lavoro che salteranno sono quelli nel pubblico e nel privato. E così è avvenuto. Sono stati mandati a casa tutti, gli interinali, i progetti, i tempi determinati, sia nell'industria sia nei servizi. Poi quando le aziende non ce l'hanno fatto hanno cominciato a mettere in cassa integrazione, e quando non ce l'hanno fatta ancora con la cassa integrazione hanno cominciato a ristrutturare. Una crisi di queste dimensioni la potete affrontare così come ha fatto il governo, solo con l'estensione della cassa integrazione in deroga e basta. La più grande crisi epocale richiedeva di avere qualche idea su come fronteggiare il calo pesante della produzione, del reddito e dell'occupazione. Possiamo oggi noi gloriarci del fatto che siamo l'unico paese in Europa e nel mondo che non ha fatto niente per sostenere la ripresa durante la crisi, l'occupazione durante la crisi, i consumi durante la crisi, gli investimenti durante la crisi? E quando abbiamo quel debito così pesante, in condizione del fatto che siamo andati indietro nella creazione di valore e di reddito, per cui adesso tutti riconoscono che siamo tornati nella produzione industriale a quella che avevamo a metà degli anni '80, che siamo tornati al reddito pro capite di 7 anni fa, che ci metteremo 8 anni a ritornare come eravamo 7 anni prima, cose tutte dette per tempo, tutte. E possiamo adesso non vedere che quello che non hai fatto prima adesso è più difficile farlo, e che anche questa manovra ha un contenuto depressivo per forza degli investimenti, dell'occupazione, del reddito, come tutte le manovre che prelevano così alla cieca, che tagliano, che non costruiscono. Questa è la situazione nella quale il Paese si trova. E per di più, non avendo posto il problema di come dare più coesione durante la crisi ai nostri cittadini, ai nostri lavoratori, ai nostri pensionati, ai nostri giovani, si determina una condizione per cui il Paese attraversa quest'altra fase della crisi, una seconda fase della crisi, in condizioni più difficili, intanto più divise, perché ci sono settori che fortunatamente il 2% della produzione hai voglia se ti sei accorto della crisi. Ci sono zone dove hai potuto temperare la crisi perché avevi un'articolazione di distretti, di sistemi produttivi. Ci sono zone dove quando hai chiuso una fabbrica non c'è più niente. Ci sono cittadini che in questi anni hanno retto attraverso i loro risparmi,
che è stata la vero ammortizzatore sociale delle famiglie italiane, essendo in questo vero un paese che ha risparmiato molto, ma per coloro che non aveva risparmio, per chi non veniva da famiglie che avevano patrimonio, risparmio alle spalle, per un migrante che poteva avere una prospettiva di vita, di dignità, di libertà, solo attraverso il proprio lavoro, o i tanti giovani che non hanno alle spalle famiglie che possono garantire quello che altre famiglie possono fare, come hanno attraversato la crisi. E quelle persone anziane a 500 euro al mese, che già non ce la facevano prima, e tutti quelli che hanno un problema. Poi perché ci dobbiamo a un certo punto, come paese parlo, non per noi, stupire che tutti gli indici di disuguaglianza ci mettano sempre il fondo delle classifiche europee? Per cui sembra incredibile, ma il nostro è un paese che nella classifica europea e mondiale della disuguaglianza sta in un posto che nessuno di noi immagina che si stia, e siamo là. Ora, è su questo che quindi anche la manovra del governo presenta tutti i problemi che abbiamo detto. Io insisto su un punto, insisterò e dobbiamo insistere, che non è in discussione il fatto che di fronte a questa turbolenza dei mercati bisogna fare delle manovre correttive. Solo dei pazzi possono pensare che il tema non c'è. Il tema c'è, semmai il problema è di capire che cosa origina questo problema. Dov'erano anche qui avevamo ragione, quando dicevamo ma come può reggere un'Unione Europea in cui si continua ad allargare, in cui c'è una moneta unica senza che ci sia istituzioni uniche, politiche economiche uniche, politiche fiscali uniche, ma era evidente che il problema non potesse reggere a una situazione un po' più mossa. Ma se non si è mai visto nella storia dell'umanità una moneta senza uno Stato, possibile che solo l'Unione Europea poteva avere questo suo privilegio, in cui costruivi qualcosa che non c'era mai stato nella storia dell'umanità? Ed è possibile proprio per chi di fronte ai grandi movimenti speculativi capisce che la forza per reagire ai movimenti speculativi, oltre alle regole, è anche quella di avere una solidità del mandato politico. Oggi di fronte a una crisi improvvisa Obama ha ragione o torto, prende una decisione, lo può fare, la Cina prende una decisione, lo può fare, Lula prende una decisione, lo può fare. Se arriva qualcosa in Europa, chi prende una decisione? Non dopo 3 settimane, come è avvenuto per le divisioni tra la Merkel, Sarkozy e gli altri paesi e hanno portato poi alla vicenda greca. Chi prende la decisione per l'Europa? E come si può pensare in un mondo così, dove tutto diventa, in assenza di regole e sedi internazionali di effettivo coordinamento delle politiche globali, immaginare che di fronte alle difficoltà ognuno risponde come vuole? La Merkel in un modo, quell'altro in un modo, noi ovviamente in questo, sempre con un modo tutto nostro, che non è mai migliore, ma semmai peggiore di tutti gli altri, visto che di tutte le manovre che stanno facendo gli altri noi abbiamo sempre una cosa in più, che siamo gli unici che tagliano durante la crisi agli investimenti e alle spese in ricerca, in innovazione, informazione, istruzione, università. Non lo fa nessuno, siamo gli unici che lo fanno, come se il tema non ci riguardasse, come se non fosse questo il vero problema del nostro apparato produttivo, della nostra debolezza industriale, della nostra assenza di competitività, altro che le scemenze che dicono sull'articolo 18 la rigidità dei costi del mercato del lavoro, le sciocchezze che ci stanno propinando da anni e anni.